realizzare, di mantenere una impunità a dispetto della Costituzione per quei pezzi di classe dirigente a cui mi riferivo, è colpa di leggi, spesso per usare l'eufemismo di dubbia costituzionalità, insomma alcune ne ha fatto giustizia la Corte Costituzionale anche di recente, e altre vediamo all'orizzonte, quantomeno ancora una volta per usare un eufemismo di dubbia costituzionalità. E quindi la legge sulle intercettazioni, il progetto di legge sulle intercettazioni entra e va inserito in questo contesto, perché altrimenti noi non capiremmo, sembra una cosa del tutto irrazionale, illogica, se noi non la collocassimo all'interno di quel che è l'anello di una lunga catena, di una catena che parte da lontano e che vuole arrivare da lontano, vuole arrivare a quello che io ho definito, con buona pace del direttore Minzolini, la soluzione finale dello Stato di diritto. Non che io volessi paragonare la nostra Repubblica al Terzo Reich, diciamo, così come qualche quotidiano ha sottolineato e evidenziato, però mi pare davvero che nel momento in cui si abbatte in modo definitivo qualsiasi efficienza dell'azione della magistratura, qualsiasi autonomia e indipendenza della magistratura inquirente, qualsiasi chance di controllo dell'azione dei pubblici poteri da parte della libera informazione, come si fa con questa legge sulle intercettazioni, come si fa e si vuole fare con altri progetti di legge, non solo quello sul cosiddetto processo breve che